Iniziamo la diretta, sperando che la tecnologia ci assista, perché siamo sempre sotto il gioco delle nostre connessioni domestiche non sempre affidabili. Ad ogni modo, buongiorno a tutti e a tutte, bentornati, bentornate nel canale dell'Accademia San Marco per una nuova conversazione che speriamo possa destare il vostro interesse, la vostra curiosità. Ospite di questa puntata è Stefano Morandini, antropologo visuale, nonché, visto che siamo su YouTube, YouTuber di successo, almeno a vedere le visualizzazioni di alcuni suoi video, che tra l'altro sono molto belli. Vi consiglio di vederli. Nelle note a piedi pagina di questo video abbiamo lasciato anche il link alla sua pagina personale. Se non sapete cos'è l'antropologia visuale, ecco, oggi è l'occasione per seguire questa puntata e alla fine della trasmissione ne capirete sicuramente molto di più. Lascio la parola per introdurre più estesamente il nostro ospite all'amico e socio dell'Accademia Moreno Bacichette. Ecco, lascio a te la parola. Grazie Andrea. Allora, sono molto contento che Stefano Morandini ha accettato il nostro invito a raccontarci le sue esperienze, perché con Stefano ci siamo incrociati molto tempo fa su una pubblicazione per la defunta provincia di Udine, e da allora ci siamo tenuti un po' in contatto, abbiamo continuato a fare delle cose insieme. Stavo facendo un libro sull'antropologia in ambito della provincia di Udine, e alla fine mi aveva chiesto di scrivere qualcosa che riguardasse il territorio e quindi le lunghe durate, come anche alcuni processi di territorializzazione potevano diventare tradizione all'interno del territorio. Questo dimostra anche solo questa richiesta il fatto che ha una mente antropologica molto particolare, molto, molto strana, che oggi sviscererà qui con noi. Si è laureato non da moltissimo tempo, meno di 20 anni, nel 2003, in conservazione dei beni culturali, con un caro comune amico, Giampaolo Gri, ha fatto un dottorato di storia, ha ottenuto altri riconoscimenti come la scuola di specializzazione di Siena, e ha collaborato con un importante istituto di studi dal 2015 di Ginevra. Quindi ha un curriculum di tutto rispetto da un punto di vista della formazione, rappresenta in qualche modo le eccellenze dell'antropologia, che continua in Friuli Venezia Giulia ad avere un grosso seguito, di essere molto seguita soprattutto dai ragazzi giovani all'interno dell'università. Però lui ha un atteggiamento anche rispetto al suo maestro che trovo sostanzialmente innovativo, che è quello di utilizzare lo strumento della cinepresa, e questo strumento gli permette anche di ottenere delle restituzioni, delle indagini completamente diverse, anche molto più moderne da questo punto di vista della classica disciplina dell'antropologia. I prodotti che fa, questi video, questi documentari, indagano il territorio con uno strumento che io invidio tantissimo, la sua capacità di usare la telecamera. Ovviamente a me piacerebbe moltissimo saper usare strumenti di questo genere, ma non ci riesco. Però è estremamente interessante, perché è uno strumento che, a differenza ad esempio dei documenti, quelli che uso io, ti costringe a lavorare molto sul tema dell'istante, e la dimensione dello spessore storico raccolto da un antropologo appunto come Stefano è la dimensione della memoria, molto spesso, oppure il documento sono gli oggetti, i depositi che ci sono sul territorio, e che lui indaga con la cinepresa, appunto, e quindi anche rispetto alle rappresentazioni che lui dà della guerra fredda, rispetto a quelle che do io con la ricerca invece da storico, ovviamente emergono
gli oggetti in modo completamente diverso e anche il rapporto con le persone in modo completamente diverso. Una cosa è raccontare dai documenti, una cosa è invece indagarli in questo modo. Quello che volevo chiederti è, perché poi ci spiegherai cos'è l'antropologia visuale, perché tu incontri questo strumento e molti altri antropologi invece lo usano poco o niente? Allora, grazie della presentazione Moreno, e grazie anche dell'ospitalità all'Accademia di San Marco. Devo dire che ho iniziato 20 anni fa, come pratica quasi, insomma, legata alla costruzione della mia tesi di laurea, ma poi ho continuato affinando anche strumenti, anche metodi, proprio perché questo, come dire, mi costringeva quasi a riflettere sull'uso dello strumento da un punto di vista proprio di cosa voleva dire incontrare un informatore, mettersi uno di fronte all'altro e in qualche maniera subito mediare una descrizione, mediare un racconto, che è una cosa non facile, perché insomma la prima domanda che mi veniva fatta era proprio dove finirò, dove finirà questo materiale, dove finirà le cose che ti sto raccontando. E quindi molto spesso nasce innanzitutto da un atteggiamento di ascolto, ma anche di fiducia verso le persone. Ho affrontato, come dicevi tu, temi legati alla guerra fredda, al confine orientale, quindi sono temi a volte estremamente dolorosi che hanno diviso le famiglie, le comunità. E quindi la cosa più importante per me, e anche quello che ha detto Andrea prima sul canale YouTube, è che queste informazioni che rimangano su una piattaforma, insomma, che sia accessibile e che, diciamo che da un punto di vista del metodo sostanzialmente cambia rispetto all'antropologia classica. Perché cambia? E vengo alla tua domanda, Moreno. Perché sostanzialmente sono costretto continuamente a ridefinire il mio rapporto con gli informatori, con le comunità, con l'oggetto di studio. Molto spesso i lavori che faccio faccio molte volte, entro nei paesi e faccio delle riprese durante magari una ritualità o durante una festa, insomma, dove ho modo di incontrare le persone, oppure entro nelle case delle persone, però questo molte volte si traduce poi in un rapporto che non finisce lì, perché se no sarei, come dire, un videomaker, un giornalista, insomma, ma continua nel tempo, perché molto spesso loro continuano a cercarmi, a chiedermi, a capire come sono stati rappresentati. In questo c'è un'etica, insomma, che mi lega all'antropologia e non a altre forme di rappresentazione. Se una volta l'antropologo girava, insomma, per i paesi o insomma sul terreno con un taccuino d'appunti, e forse una macchina fotografica, l'idea di provare a filmare e di innalzare sempre di più la qualità, tra l'altro, di queste informazioni, di queste riprese, fa sì che, per esempio, molte cose siano passate in televisione, quindi che siano state conosciute da un pubblico molto più largo, che non è il pubblico dell'Accademia, naturalmente, ma sono un pubblico molto più, come dire, che forse ha interessi diversi, ma che condivide la stessa passione per i luoghi, come dire. Quindi è stata una scelta iniziale molto forte, tant'è che i mezzi poi, insomma, allora costavano tanto e quindi ho dovuto anche chiedere aiuto, perché non c'era nessuna struttura che mi garantisse, insomma, una strumentazione, seppur piccola, ma che giusto per partire. E poi adesso è diventato un investimento notevole, perché poi la messa in onda, ma anche la qualità che richiedono certi prodotti, devono essere anche supportati da un investimento economico. E poi naturalmente il fatto di continuare a vedere delle cose, continuare ad avere anche capire l'importanza, insomma, dell'estetica, anche dell'immagine, mi ha fatto crescere in questi 20 anni. Quindi la necessità di avere un suono pulito, di poter fare un montaggio di determinato tipo, di avere una qualità di immagine importante, è quello che forse mi distingue dagli antropologi iniziali, insomma, quelli che dovevano fare i conti anche con una tecnologia che forse non era affinata, che era la tecnologia di quei tempi, che però rimangono per me, come dire, dei grandi insegnamenti, insomma, dei grandi modi di muoversi sul campo con una telecamera.
Quindi non è solo, voglio dire, schiacciare rec e come dire, provocare una discussione, perseguire il principio socratico che la verità ce l'hanno loro, ma semplicemente è anche il fatto di conquistare una fiducia, capire che quella cosa lì, una volta registrata, rimarrà e che diventerà un documento vero e proprio, rispetto a un taccuino d'appunti. Abbiamo visto negli anni, nella storia dell'antropologia, è pieno di diari di antropologi, no? Malinowski, ma tantissimi altri. Tutti hanno scritto perché la disciplina si prestava a una scrittura, a una letteratura, e quindi molto spesso c'è molto di più dell'etnografo e molto di meno delle popolazioni che hanno osservato. Quindi parla molto di più di questo pregiudizio etnocentrico molte volte che non delle popolazioni in sé. Quindi c'è molto più Europa nella descrizione dell'Africa che non molto più pregiudizio molte volte, molto più un punto di vista forse di partenza che non di arrivo in qualche modo. C'è da dire che molto spesso, soprattutto con le comunità o con le persone, anche il montaggio, che è una fase importante di scelta, forse la più fondamentale dopo le riprese, viene fatto appunto seguendo molte volte le indicazioni delle persone che ho intervistato. Quindi mi è capitato molte volte di ricevere telefonate il giorno dopo le interviste che mi dicevano: ma per favore non mettere questo, ma insomma sono cose che io ho detto a te, ma non vorrei che poi... Quindi c'è anche questo aspetto che è un aspetto etico e anche emico della disciplina, che fa sì che insomma quello che viene poi veicolato, quello che viene trasmesso o semplicemente conservato debba avere un'attenzione e una, come dire, una comunione con le persone che ti hanno raccontato la loro storia, che è una delle cose che molto intime, molto insomma, molte volte insomma è drammatico, molte volte li assegnati per l'intera vita, e quindi insomma questo è una delle questioni che bisogna tenere bene in conto. Scusa, avevo spento. Un'ultima domanda prima di iniziare, ed è appunto una cosa che mi sta molto a cuore, questo diverso rapporto con la memoria e con il tempo tra chi lavora con il taccuino e chi lavora con la cinepresa, nel senso che anche Giampaolo Gri è andato anche molto indietro con le sue ricerche, affrontando questioni che riguardavano il confine o le processioni, le erogazioni, le tradizioni popolari, utilizzando i documenti. Con la cinepresa trovi che ci siano differenze nell'approcciare la dimensione storica dei depositi culturali sul territorio? Ma io non sono mai stato un antropologo, un etnografo d'archivio. Ci sono stato alcune volte in archivio e chissà, forse per trovare una mia strada non ho mai pensato che potesse in qualche maniera, essere uno degli aspetti della mia ricerca. Ho sempre preferito andare sul campo, ho sempre preferito parlare con le persone, osservarle, interagire con loro, creare dei nuovi sensi anche nelle cose che registravo. E quindi il tempo molto spesso, sai, dopo 20 anni ho osservato delle cose che non ci sono più, però non mi sono fermato a dire, come succede sulle carte: "Non ci sono più". Ho pensato che di cercare anche le ragioni perché, non c'era più, insomma, non c'erano più le cose, non c'erano più determinate funzioni, non c'erano determinati rituali, cercando di spiegare un po' cosa c'era dietro a questo, insomma lo spopolamento della montagna, il fatto che abbiamo classi di 5, 6 ragazzi a scuola molte volte, e la politica della montagna che è stata fatta, il fatto che insomma sembra proprio andare tutto in una direzione diversa dal lasciare delle tracce in qualche maniera. Sembra che le persone debbano continuamente risolvere dei problemi, mentre magari la politica non lo fa, insomma. Quindi, il tempo che passa in questi 20 anni di registrazione, di conservazione di documenti, è un tempo sicuramente diverso, non è un tempo profondo come quello degli archivi, però mi permette molte volte di tornare nei luoghi, di parlare con le persone. Molte volte sono le persone che mi cercano dopo tanti anni.
Credo di aver scritto il primo libro nel 2007, che era un libro con DVD ed era un libro sugli Scrasulis e Nemons, che sono questi suonatori di raganelle, questi bambini che percorrono il paese nei tempi pasquali, suonano le raganelle. Sono rimasto 3 giorni con loro. C'è tutto un rituale molto particolare, però sono i ragazzi che poi gli stessi che poi giocano con la PlayStation. Non so, a me piace molto questo sincretismo per cui si può usare la raganella ed essere nel paese e giocare con la PlayStation ed essere collegato con il mondo, con un videogiocatore che magari è dall'altra parte del mondo. Mi piace questo uso delle immagini, questo dialogo continuo. Non amo le cose localistiche, non amo le cose molto spesso che guardano solo al passato. Credo che il Friuli abbia molto da restituire in questo senso. Credo che sia una terra estremamente complessa, però che abbia un carattere ingannevole, per usare insomma una definizione di Holmes, cioè in qualche maniera sia difficile da ricomprendere, sia da osservare giorno per giorno in questo suo cambiamento, in questo suo dialogo anche con le istituzioni, insomma. E molto spesso avere molti materiali d'archivio, questo aiuta e insomma aiuta molto, insomma, a guardare le cose con prospettive lontane. Alcune cose che ho fatto all'inizio sono cambiato anch'io. Molto spesso, insomma, il modo di registrare, il modo di interagire con le persone all'inizio era estremamente velato di una timidezza. Forse la telecamera era anche un modo per entrare subito in contatto con queste persone. Poi adesso devo dire che riesco, grazie al fatto che io sono anche un montatore, a immaginare anche come può essere raccontata una storia. Allora lì ci vuole tutta l'onestà, insomma anche l'etica del mestiere. Come dicevi tu, ci sono dei temi che abbiamo anche affrontato assieme sulla cortina di ferro, sul confine orientale, su queste vite, insomma, su questi nomi cambiati, su queste vite, su questi documenti cambiati, che in qualche maniera devono essere raccontati in punta di piedi, insomma, lasciando trasparire soprattutto la storia delle persone. Io amo fare questo, non amo, come dire, penso che ci sia una storia individuale delle persone a cavallo del confine che è molto più importante delle storie dei grandi stati o della storia della politica in qualche maniera molto più larga. Quindi mi sono concentrato in questi ultimi anni, come hai detto, per il Goethe Institute di Ginevra, proprio sulle storie minime, sulle storie delle persone che comunque sono, come dire, ricomprese, rimontate, ripensate, restituite, sono comunque delle grandissime storie che sono rimaste però nell'ombra in questi grandi cambiamenti che ha subito il Friuli negli ultimi anni. E quindi io parto sempre dal piccolo, dal minuto, dalle prime sensazioni molte volte che mi restituiscono queste persone. Abbiam messo 3 fotografie, anzi Andrea ha fatto un buon montaggio di 3 fotografie, sono 3 attimi che presentano questo nostro incontro. E sono 3 storie, ve ne racconto 2, poi la terza non ve la racconto perché magari vedremo un breve contributo visuale. Le prime 2 sono di una signora che ha gestito una piccola osteria salendo le valli del Torre, vicino a Musi. C'era questa piccola osteria che era un luogo di passaggio straordinario per tutti, per chi andava in Jugoslavia a far benzina, a prendere la carne, per chi faceva il servizio militare lì, perché era pieno di opere militari, e quindi c'era la fanteria d'arresto, ma c'erano anche gli alpini che passavano, c'erano anche la polizia, i finanzieri, insomma. E lei ha osservato questo mondo che cambiava negli ultimi 40 anni, stanno lì dietro al banco della sua osteria, preparando i panini per i soldati, quindi ha visto questo mondo cambiare e a me piaceva moltissimo raccontare questa storia. E infatti ho iniziato proprio da questa immagine in cui lei mostra questa osteria, insomma, questa immagine di questo luogo che era non dico, era proprio un luogo infinitesimale, piccolissimo dentro la dinamica degli stati, dentro la politica degli stati. Però lei ha, come dire, nel suo racconto ha restituito
questo essere, insomma, a cavallo di un confine nel pensiero, nella lingua, ma anche nei modi di rapportarsi con queste persone che arrivavano da tutta Italia in realtà, no? Come sappiamo. La seconda immagine è una persona che ho intervistato in Slovenia, è un emigrante, adesso è in Belgio, ed è stato, come dire, lasciato, lui mostra questo lasciapassare, questa Propusnica, che era insomma uno dei modi per attraversare il confine per alcune ore, per andare a lavorare o per naturalmente fare anche dei traffici, insomma, dall'altra parte. Quindi era possibile fin dagli anni 50 e questo ha garantito anche un'osmosi tra territori molto importante, tra l'altro per queste microeconomie. E lui ha raccontato una storia tragica, perché lui è stato lasciato dalla nonna mentre i genitori se ne andavano all'estero, sono rimasti via tantissimi anni. Poi li ha raggiunti quando era ormai grande, ha trovato un lavoro da carrozziere e adesso torna nei suoi luoghi perché ha questo senso quasi di manutenzione della memoria, perché vuole tornare per riconoscere forse questi luoghi che aveva visto con gli occhi da bambino affidato alla nonna, con questo strappo emozionale, emotivo, per cui i genitori erano andati via, avevano pensato che per garantire un futuro a lui e anche a loro dovevano proprio andare via da quei luoghi che non gli offrivano granché. E quindi ho pensato come dire, di chiudere in qualche maniera questo momento, questo nostro incontro che è successo veramente per caso, perché io amo incontrare persone, come dire, così, molte volte senza programmi. Mi capita di entrare in un bar in Slovenia o anche in Italia e di cominciare a intrecciare il discorso, a raccontargli cosa faccio io e poi loro piano piano capiscono che quello che forse possiamo fare assieme, ci possiamo trovare a metà strada tra uno che racconta, uno che poi conserva e che fa di queste cose, insomma, dei documenti, quindi che rimangono insomma lì. Forse se riusciremo anche a trovare delle piattaforme, insomma, rimarranno lì per sempre. Bene, Stefano, ti proporrei di iniziare a questo punto. Iniziamo la tua relazione. Una delle cose che avevo chiesto a Stefano era appunto di introdurre anche la disciplina e come la macchina da presa diventa così innovativa a partire dal Novecento all'interno delle pratiche quindi ti chiedo di iniziare. Grazie allora, Stefano, grazie Andrea per l'attenzione tecnica che dovrai metterci. Agli spettatori adesso, mentre Stefano caricherà una serie di video a supporto un po' del suo percorso sia storico che personale della sua attività di antropologo visuale, ricordo a chi ci segue che può sempre interagire se vuole scrivendo una domanda oppure ponendo una riflessione sulla chat che trovate alla vostra destra nello schermo. Noi poi leggeremo e riporteremo a Stefano eventuali commenti ed eventuali domande. Ecco. A te Stefano. Allora, grazie davvero di cuore per l'introduzione e anche per le domande che mi hai fatto, Moreno. Allora, l'antropologia è stata una disciplina di parole. L'ho detto prima, molte volte fatte di diari di campo, fatte di racconti, fatte di oggetti raccolti, fatte della cultura materiale, insomma, fatte di molte direzioni. Però abbiamo, come dire, una data d'inizio di questa antropologia aggettivata, cioè l'antropologia visuale, che è appunto il 1973. Quindi svelo subito è l'anno in cui sono nato, ma questo non vuol dire niente, semplicemente perché allora in un convegno molto importante di antropologia, il primo forse di antropologia visuale, si trovano, come dire, due grandi personalità, insomma, dell'antropologia, due di quelli che sono finiti nei manuali di antropologia, che sono appunto Margaret Mead e Gregory Bateson, che sono le persone che hanno in qualche maniera pensato che dietro questa possibilità di usare la cinepresa, appunto, la macchina da presa, insomma, quello che la tecnologia ora offriva, era una cosa importante. Infatti si parla proprio di antropologia urgente, saranno i primi
a sviluppare un progetto antropologico visuale, insomma, tramite l'utilizzo di queste nuove tecnologie che allora erano veramente pionieristiche, e si parlava soprattutto, insomma, di immagine fotografica, quindi dalla loro collaborazione, dalla questa unione di intenti nasce una rappresentazione straordinaria, appunto un libro, una rappresentazione straordinaria fotografica, ma anche un racconto sui caratteri balinesi, e i due antropologi produrranno anche assieme a questo materiale fotografico una serie di riprese cinematografiche in Nuova Guinea, a Bali soprattutto, che verranno montate, sonorizzate in un secondo tempo, come si faceva allora. Questo lavoro non era iniziato naturalmente nel 73, ma era già iniziato negli anni 50, e di questa loro lavoro sul campo proprio escono poi come restituzione 6 brevi filmati. Probabilmente Margaret Mead fu in quel momento lì di montaggio, o perlomeno, insomma, mi piace pensare così, che capì l'importanza, e appunto per quello parlò di antropologia urgente, capì l'importanza di dover usare quegli strumenti nuovi che la tecnologia metteva a loro disposizione. E questo, diciamo, da questo pensiero poi diventò proprio un'elaborazione, come dire, metodologica, che portò al convegno di Chicago, appunto, del 73, coniando anche una definizione di metodo precisa, anche degli intenti precisi che dovevano riassumere, insomma, questo impegno. Quindi come dire, l'antropologia visuale non è semplicemente una nuova disciplina, insomma, un'antropologia un po' diversa, con degli strumenti diversi, ma una sua autonomia precisa, e quindi ha anche un'etica, insomma, precisa, anche, come dire, un dibattito interno. Insomma, ricordo che 20 anni dopo il 73 ci fu un libro straordinario che uscì sui principi dell'antropologia visuale e sui ripensamenti anche della disciplina, no? Quindi questo provocò anche un dibattito interno molto importante sul fatto che se fosse giusto o meno, insomma, restituire in un determinato modo, se fosse giusto o meno usare delle immagini senza coinvolgere le comunità. Sono tutte cose che in qualche maniera hanno lasciato una direzione dentro la disciplina. Naturalmente il 73 è il punto di inizio in cui si formalizza questo intervento importante, però bisogna anche, come dire, pensare che molte delle cose che sono state pensate e girate negli anni, a cavallo tra 8 e 900, come diceva prima Moreno, sono delle opere antropologiche in tutto il senso, con un senso, insomma, molto, molto importante già allora, quindi tra la fine e l'inizio del Novecento, soprattutto riguardante proprio delle realtà geografico-culturali extraeuropee. C'è stato un impegno molto importante nell'usare la fotografia, per esempio. La fotografia era circa 30-40 anni che era stata diciamo inventata, che era stata, o meglio diffusa più che inventata, e quindi abbiamo anche qui devo dire quasi una cosa innovativa in regione, perché in una delle qualche maniera delle missioni scientifiche di Pietro Savognani Berzà ci fu proprio Giacomo, il fratello di Savognani Berzà, che di Pietro, che utilizzò la fotografia e il disegno proprio per descrivere queste popolazioni che andava a incontrare lungo l'Ogooué, che è un affluente del fiume Congo. E quindi abbiamo la fortuna di avere a Roma, insomma nell'Archivio di Stato di Roma, un corpus fotografico notevole che ci racconta proprio come siamo circa nel 1883-86, quindi siamo agli inizi in qualche maniera anche dal punto di vista fotografico. Ci fosse una spedizione scientifica che, tra le altre cose, tra gli altri intendimenti scientifici, non solo di geologia ma anche di zoologia, aveva quello di raccogliere e di fare delle fotografie che poi, insomma, abbiamo la fortuna anche che siano arrivate fino a noi. Una piccola cosa vi racconto: io ho lavorato su un diario di Peceli, di Attilio Peceli, che era uno di questi
esploratori, giovanissimi esploratori, e a me è capitato per esempio di avere la fortuna di guardare i diari di Pecile, di guardare questi schizzi che lui elaborava sul suo quaderno, sul suo canepin de route, sul suo diario di viaggio, diremmo, e lì c'era questa rappresentazione di questa maschera, e ve la faccio vedere, una maschera teche, e questo è il disegno appunto della maschera dentro il suo canepin de route, dentro il suo diario di viaggio, e poi ho avuto la fortuna anche di trovare dentro il museo dell'Homme, la maschera vera e propria che era stata portata da appunto da Giacomo e da Attilio, dalla loro spedizione, perché loro lavoravano naturalmente per il governo francese, che aveva molti interessi insomma in quella zona. E poi mi è capitato anche di riconoscere dentro una fotografia proprio sul campo, una fotografia dove si vede appunto questi 3 esploratori che in qualche maniera assistono a questo rituale. Quindi sono 3 forme di descrizione diverse, che però erano in 3 luoghi completamente diversi del mondo, e quindi ho avuto una grandissima emozione, perché forse lì ho capito molto bene che l'analisi di fonti fotografiche in questo caso, incrociate con varie fonti, poteva come dire, contribuire notevolmente proprio a raccontare, a restituire, a portare a casa delle storie molto importanti. Ma naturalmente non è solo, ho citato l'Africa in qualche maniera descritta nei diari di Attilio Pecile, perché in realtà insomma è attorno a questi anni che si comincia, i primi del Novecento, che si comincia a guardare alla fotografia soprattutto come alternativa insomma al disegno soprattutto, e anche alla restituzione attraverso parole. Il primo insomma a fare questo, il primo antropologo, diciamo quello d'accademia, nel 1895, è Félix Louis Regnault, che presenta all'esposizione etnografica dell'Africa a Parigi proprio un lavoro fotografico e una sequenza cronofotografica della preparazione, una cosa di cultura materiale, quindi una cosa, diciamo, anche dal punto di vista rituale forse non molto affascinante. Per lui presenta questa cronofotografia in cui mostra come si costruivano una tazza di argilla, cioè quindi queste sequenze fotografiche come quelle che abbiamo nei nostri musei etnografici, insomma mi viene in testa l'esempio appunto di Sebesta, ma anche di altri museografi. E quindi dopo una delle restituzioni di questa spedizione del distretto di Torres, che è citato in tutti i libri di antropologia, c'è proprio appunto questa cronofotografia, questa sequenza fotografica molto importante. Poi arrivando al cinema vero e proprio, quello con la C maiuscola, quello che in buona sostanza ha fatto il giro del mondo, una delle cose che è sempre molto affascinante da vedere, la trovate su YouTube, insomma, è di Robert Flaherty ed è Nanook, appunto. Questa è del 1920, che grazie a un finanziamento riesce a scrivere questo film, insomma, questa sceneggiatura. Non uso a caso il termine scrivere, perché proprio lì si tratta molte volte anche di riproduzioni di alcune sequenze, cioè questo igloo che viene per esempio raccontato attraverso le bellissime immagini in bianco e nero, è una riproduzione a tutti gli effetti, perché viene sezionato per permettere a delle macchine da presa molto grandi, in condizioni di illuminazione che devono esserci per macchina pellicola allora, che devono esserci, era proprio quello di riprodurre alcune cose. Quindi ci troviamo sì nell'ambito cinematografico, nell'ambito della ricerca visuale, ma naturalmente dobbiamo anche mettere in conto che esigenze tecnologiche dovevano per forza in qualche maniera permettere delle buone immagini, e quindi si rifà l'igloo, e quindi si riporta una famiglia che ormai abitava in città, la si riporta nei luoghi di origine, e quindi si rifà proprio una sequenza cinematografica in 35 mm per il largo pubblico. Viene presentato appunto nel 22 nel Cinema Capitol di New York, e come dire, questa descrizione
diciamo, senza sonoro, ma con la voce del protagonista, con la voce fuori campo e con delle brevissimi titoli, è sempre molto affascinante. Si può trovare, insomma, su YouTube, è una cosa, insomma, molto bella da vedere. E però bisogna anche dire che forse dall'inizio del Novecento, non il grande cinema, ma semplicemente degli antropologi cominciano a usare la fotografia, per esempio Malinowski, di cui ho parlato prima, insomma, non era solo un grandissimo antropologo legato alla scrittura, ma era anche nella sua inchiesta sulle Trobriand dal 1914 al 1918, scattò molte fotografie appunto su quella vita delle popolazioni trobriandesi nel nord-est dell'Australia e, come dire, quest'immagine puntuale, molto precisa, fa quasi da contrappunto ai suoi diari, insomma, e definisce proprio in maniera molto precisa uno dei principi dell'antropologia, che è l'osservazione partecipante. Quindi definisce proprio il fatto di essere in un luogo, fare della ricerca, ma tenere anche conto che si è una presenza, quindi anche del cambiamento molte volte dei comportamenti degli autoctoni, che in qualche maniera vedono molte volte come un'interferenza, insomma, quello che succede, insomma, in quell'atto. Dobbiamo andare poi nel 1927 perché pubblica Franz Boas, è un altro grandissimo nome dell'antropologia, insomma uno dei grandi padri dell'antropologia, una delle prime opere etnografiche. Si parla appunto sempre di aree extraeuropee, sempre come dire, di quest'idea del lontano in qualche maniera, del diverso, della descrizione del diverso e della necessità di testimoniare con delle immagini questo incontro. E Boas proprio nel suo lavoro include non solo 300 disegni, quindi anch'esso una rappresentazione grafica, ma anche 15 fotografie. Poi naturalmente li abbiamo già ricordati, Margaret Mead, Gregory Bateson, tra i quali appunto pubblicano nel 1942 questo Balinese Character, che viene considerato il vero primo studio di antropologia sull'analisi, attraverso l'analisi delle fotografie scattate sul campo di ricerca. E qui pensiamo che siamo nel 1900, a cavallo tra il 36 e il 39, furono scattate 25.000 fotografie, quindi una quantità, un corpus enorme, e di queste 25.000 fotografie ne furono scelte solo 759 per la pubblicazione. Quindi anche questo è interessante per capire che impatto aveva quel tipo di tecnologia già allora nella ricerca. Una delle cose che mi affascinano sempre di più e che mi emozionano anche è un documentario, chiamiamolo così, diciamo una forma narrativa di ricerca che arriva insomma dal realismo sovietico, che è Dziga Vertov, che è appunto del 22, che è un documentario fatto da questo regista, insomma, molto interessante dal punto di vista visuale, perché si restituisce tra l'altro un mondo che non era un mondo dove gli etnografi in qualche maniera, gli etnografi europei non erano interessati a questo, quindi è interessante che ci sia un occhio in qualche maniera che cerchi di registrare delle cose molto semplici, che in questo caso, per esempio nel caso di Dziga Vertov, era il risveglio di una città. Insomma, c'era questa idea, insomma, di realizzare dei documentari sulla vita del popolo sovietico, che venivano definiti dal nostro punto di vista cinema verité, ma dal loro punto di vista appunto kino pravda. E Vertov sostiene che la cinepresa deve operare come un cineocchio, quindi deve sostituire la funzione dell'occhio dello spettatore e deve, come dire, registrare qualsiasi cosa succeda. Infatti anche questo filmato lo potete trovare su YouTube ed è molto interessante perché ci racconta proprio il risveglio di questa città con tutti i suoi suoni. E la cosa interessante è la musica, che in qualche maniera, che è uno degli aspetti molto importanti anche
nella costruzione, insomma, di qualsiasi opera visuale, segue questa dinamicità del risveglio di questo traffico, di queste persone che si svegliano per andare al lavoro, che prendono i mezzi pubblici, di questo lento, insomma, ma che poi diventa qualcosa di molto importante dal punto di vista della registrazione della velocità. E questo era appunto Zigaverto, ve lo trovate anche questo liberamente visualizzabile su YouTube. Il 1930 è un'altra data molto importante per l'antropologia visuale, come dire, prima che fosse teorizzata l'antropologia visuale, perché in quell'anno Francis Boas gira un film in 16 millimetri nella Columbia britannica, nella costa nord-occidentale, chiedo scusa, del Canada, e qui naturalmente c'è il primo problema tecnologico, per cui da un lato registra le immagini, dall'altro registra su dei cilindri di cera i suoni, il sonoro. Quindi si capisce che c'era una dimensione non solo visuale, come succedeva qualche anno prima a Vertov, ma c'era una dimensione anche molto importante nella sonorità, che può dare l'avvio anche a molti studi solo sul suono, insomma, in maniera autonoma. Pensiamo, insomma, a tutto il Sud Italia, alla registrazione dei canti spontanei, alla musica, insomma, e ne abbiamo moltissimi esempi anche in Italia, insomma, molto, molto interessanti. Però Francis Boas non ha, come dire, fa questa operazione, che è un'operazione molto importante, però non la teorizza, quindi non nascerà lì l'antropologia visuale come abbiamo visto. Molto importanti sono i contributi che poi via via, soprattutto a metà degli anni 50, si succedettero. Io ricordo Jean Rouch, per esempio, che con moltissimi lavori riesce a raccontare, insomma, moltissime realtà, soprattutto dell'Africa occidentale, insomma, i riti di possessione, gli esorcismi, insomma, delle cose molto importanti che molte volte nessuno aveva mai visto e che si trova proprio a immortalare attraverso la cinepresa. Questo dà l'avvio poi a una scuola molto, molto precisa, insomma, una scuola americana che poi vedrà David McDougall con Transcultural Cinema all'Università di Princeton, quindi tutto un filone di ricerca che non posso naturalmente descrivere nella sua interezza qui, che però avrà dei caratteri molto precisi, soprattutto per l'africanistica, quindi avrà dei caratteri non solo dal punto di vista della metodologia, ma anche dei soggetti di ricerca. Quindi McDougall lavorerà in Africa, in Africa orientale, in Europa, in India, in Sardegna, tra l'altro, in Australia. Quindi questo è, come dire, un orizzonte molto largo che adesso, da metà degli anni 50, comincia a avere delle applicazioni che coprono tantissimi luoghi del mondo. Ci sono dei principi dell'antropologia visiva, e diciamo ne dico solo due che mi interessano particolarmente. Il primo è naturalmente l'idea che noi siamo tutti produttori di materiali, insomma, lo siamo ancora di più da quando abbiamo un cellulare in mano. Però le comunità sono esse stesse delle produttrici di molti video, di molte fotografie, insomma, di momenti di rappresentazione dei loro rituali, insomma, dei loro momenti di vita. E per l'antropologo questi sono sullo stesso piano delle cose che registra, perché molto spesso divengono delle narrazioni, magari sono una sorta di documenti d'archivio di quello che si riconnettono, forse alla domanda che prima mi faceva Moreno Baccicchezzo, il fatto che qualcuno prima di me si era molto interessato agli archivi, no? Cioè tutto il discorso, insomma, non solo di Carlo Ginzburg, gli archivi dell'Inquisizione, ma anche queste ricerche che trovano il loro luogo proprio negli archivi, il luogo di partenza e molte volte anche di arrivo negli archivi, e che siano in grado di andare all'indietro di parecchi secoli. Per l'antropologia visuale forse questi momenti di registrazione anche delle comunità che registrano fin dagli anni 60, ma anche prima in qualche modo, sono dei documenti molto interessanti. Io stesso ho lavorato
sui Super 8 a pellicola, sugli 8 millimetri che sono stati introdotti fin dagli anni 60. Ho lavorato sui documenti degli emigranti che allora magari avevano una possibilità anche economica di comprarsi le pellicole, di mandarle a sviluppare poi a Torino, e che hanno immortalato per esempio le Valli del Torre prima del terremoto, hanno immortalato col loro occhio molto attento, tra l'altro, a carpire ogni cambiamento, ogni momento, insomma, comunitario. Hanno immortalato queste comunità che adesso, come dire, hanno cambiato totalmente forma. Quindi io ho lavorato su questi Super 8 recuperando questi materiali che vengono conservati e che sono molto importanti, tanto quanto un processo dell'Inquisizione, insomma, di qualche centinaio d'anni fa, di qualche secolo fa, credo. E soprattutto un altro principio è il fatto che molte volte, molte cose che io giro, che vengono registrate presso le comunità, devono in qualche modo tornare nelle comunità. Quindi molto spesso sia il girato e sia il prodotto finale viene alla fine di questa mediazione che si realizza all'interno tra me e le comunità. Molto spesso io restituisco, quando non lo faccio attraverso il mio canale, lo faccio attraverso proprio fisicamente, gli do i materiali che ho registrato, perché molte volte la cultura lavora come il legno, cioè continua a lavorare dentro la comunità. Molto spesso ho visto, per esempio, in Varese, dei ragazzi che hanno recuperato le interviste che aveva fatto Maticetov, insomma, degli anni 60, dei primi anni 60, proprio per capire com'era il loro paese, quali canti, insomma, si facevano, com'era la narrativa di tradizione orale. Quindi molte cose che continuano a lavorare dentro le comunità e sono proprio... E tra l'altro hanno dei nuovi significati, quindi questo è una delle cose che bisogna tenere bene in conto quando si produce o quando si recupera un documento di questo tipo. Questi sono i percorsi. Allora io ho avuto moltissime suggestioni, alcune ve le ho dette, alcune cose che ho visto sono suggestioni soprattutto di persone che hanno raccontato con la cinepresa, con la fotografia. Ne cito alcune, insomma, visto i temi di cui mi occupo, del confine. Una che mi ha sempre colpito, anche se aveva, come dire, degli interessi, come dire, a volte di ideologia politica, quindi non sono degli interessi etnografici tout court, non sono... Però come posso dirvi, la sincerità con cui venivano messi in cantiere, venivano perseguiti, è assolutamente ammirevole. Per questo, insomma, si meritano di essere citati. Il primo racconto è quello naturalmente di Riccardo Toffoletti, no? Di Dentro i Paesi. Mi è capitato di incontrare da poco e di portare i miei studenti da poco a vedere la mostra all'Istituto Tolmezzo, di incontrare la moglie di Toffoletti e di capire come una ricerca possa avere anche non solo uno straordinario senso estetico, ma possa avere anche un impegno molto importante per chi si occupa appunto di tematiche lungo il confine. Quindi tutta questa difficoltà di mettere in piedi una ricerca visuale in un luogo dove non si poteva scattare fotografie, fare rilievi e men che meno fare delle riprese cinematografiche, è un luogo, come dire, per un antropologo visuale molto interessante, perché ti pone davanti a delle problematiche, non solo di metodo, ma anche di capire come mai sono state scelte alcune fotografie, come mai non sono state pubblicate altre fotografie, quanto era difficile lavorare, per esempio, con un maresciallo dei carabinieri che ti accompagnava, insomma, cosa potevi inquadrare, cosa invece dovevi omettere per questioni anche di rispetto di questa zona NATO che insisteva sul confine orientale. Quindi io mi sono interrogato molto su queste questioni, adesso che non esistono più questi problemi di segretezza e che anch'io sono produttore appunto di contributi. Quindi uno, lo voglio ricordare appunto di Toffoletti, che appunto in quella fase lì della sua vita ha raccontato con delle straordinarie immagini un luogo dove, diciamo, non si poteva raccontare, insomma, doveva rimanere
dentro le persone, insomma doveva essere nascosto, non doveva essere reso pubblico. Ma naturalmente le suggestioni sono tante. Una delle cose che amo rivedere, soprattutto per fare il punto sulla professione, è molte volte, insomma, Comizi d'amore di Pasolini, il neorealismo italiano, insomma, una stagione straordinaria di impegno politico, ma anche di impegno estetico straordinario. E quindi guardare a quell'Italia e a quella televisione soprattutto, che aveva, come dire, un codice linguistico molto preciso, che aveva una capacità anche di incontrare queste persone, di farle parlare in italiano, no? Ricordo che fino ai primi anni 60 erano in minoranza quelli che parlavano italiano, parlavano tutti il loro dialetto, i vari dialetti, insomma. Quindi possiamo partire, secondo me, Andrea, adesso che ti vedo lì, da un piccolo contributo del primo clip che è proprio tratto da Comizi d'amore di Pasolini, giusto per rinfrescarci un po' la memoria. Ecco, proviamo a mandarlo in streaming. Anza è matto. Ma lei ha un figlio? Sì, ho un bambino, sì, di 12 anni e mi preoccupa la sua crescita, come verrà, come non verrà, i suoi problemi, i suoi pensieri. E alle volte io cercherei quasi di intavolare una diciamo, piccola discussione, ma vedo che lui è un po' evasivo. Sinceramente no. No. E perché? È la società che mi rende... questa società bisogna essere Don Giovanni, altrimenti... In questa società bisogna essere Don Giovanni. Perché se no? Se no sei un fallito. Interessante. E tu? Magari per andare con le ragazze sono molto più capace degli altri, anche se gli altri non riescono. Sono un tipo che piace molto alle donne, ecco. Ah, piaci molto alle donne? Sì. Allora tu pensi di essere diverso dagli altri in quanto sei più sessuale degli altri? Allora, forse che per loro piaccio molto alle donne. Io direi ugualmente libera in tutti i campi, perché è quello che sono i principi che regolano la vita, non devono essere in contrasto con nessuna parte della vita. Complimenti. Ma vorrei sapere se questi principi che regolano la sua vita sono anche in qualche modo una repressione o un'inibizione dei suoi istinti sessuali o non lo sono affatto? Perché dal punto che li ho accettati, li ho non accettati perché me li hanno insegnati, ma perché li ho conquistati, li ho capiti, li ho apprezzati. Gli uomini veramente di profondo senso religioso non si scandalizzano mai. Vero? Insomma, non credo che Cristo si scandalizzasse mai, anzi non si è mai scandalizzato. Si scandalizzavano i farisei. Tu ti consideri una persona per bene o no? Beh, in un certo senso sì. In un certo senso. Beh, io non ho né ammazzato né rubato, dunque. Secondo te il problema sessuale nel mondo contemporaneo è molto importante o no? Il problema? Sessuale. Non ho capito. Non c'è peggio. Ecco, mi fermerei qui, Andrea, su questo dubbio, su questo dubbio di questo ragazzino, insomma, e soprattutto sulle domande straordinariamente provocatorie di Pierpaolo Pasolini, insomma, che a questa altezza, secondo me, se n'era già andato dal Friuli, se non ricordo male. E poi c'era una televisione un po' diversa che a me piace tantissimo, perché incrocia dei temi che ho battuto anch'io, che sono insomma i cibi, insomma, il modo di preparare dei partendo proprio da un prodotto del luogo. Penso insomma ai miei lavori sull'aglio di Resia, ma anche sul beni materiali, insomma, che ho realizzato negli ultimi anni. Un maestro che io leggo con molto piacere, ma che anche molte volte insomma mi ripasso questi video su YouTube, sono proprio Mario Soldati, insomma, La ricerca dei cibi genuini, che era, come dire, un signore che, come dire, in punta di piedi entrava con una troupe della Rai, immagino, insomma, molto numerosa, dentro dei luoghi abbastanza sconosciuti. Quindi magari vediamo anche una clip di Mario Soldati, alla ricerca dei cibi genuini. Porca miseria, amico Caversazio mi segue a ruota con la corrispondenza, mi faceva cascare. Cari telespettatori, buonasera. Corrispondenza mi scrivono da tutte le parti del Piemonte, mi scrivono da Carrù, per esempio. Si lamentano che li ho trascurati. Qui da Carrù mi dicono
che non ho parlato dei famosi bolliti di Carù. Lo so, i bolliti di Carù sono stati dimenticati. Qui da Ivrea mi scrive l'amico Pampaloni. Caro Soldati, e la città Vigneto, Carema, te la sei scordata, Carema? No, Pampaloni, non mi sono scordato Carema, ma non è possibile, non posso parlare di tutto. Dammi la lettera di quella di Gattinara. Questa è di Gattinara, ecco, Gattinara. Vediamo un po'. Ecco, qui c'è uno che mi scrive da Gattinara lamentandosi perché non ho parlato del vino del Gattinara e perché non sono stato a Gattinara, che è un così bel paese. Beh, evidentemente questa persona non ha assistito alla mia ultima trasmissione, perché anzi io ho fatto gli auguri di Capodanno brindando con una bottiglia di Gattinara del 49. Di mangiare e fumare e mangiare. E mia una volta invece che la roba lì la mero antipatica. Ma ancora anche vedi, guarda, è una cosa che dunque senta, in America c'è addirittura la reclame di una marca di sigarette, non mi ricordo più quale marca, che reclamizza la sigaretta così dicendo delicious with your meals, exquisite with your meals, cioè una sigaretta meravigliosa, buonissima, squisita durante i vostri pasti. Per me questo è una mostruosità. Io sono mangiatore, bevitore, fumatore, ma proprio per il rispetto per il fumo e per il rispetto per il pranzo, io sento di dover dividere nettamente le due cose. Lardo. Allora, manda un po' più avanti, così vediamo. Che tolgono l'acqua ad affluenti del Po e che poi finiscono tutti, anche loro, nel Po. Come vedete è un paese largo, tranquillo, ricco, ma è un paese che mi interessa perché da molti anni l'amico Rocchi, che mi segue in questo viaggio, mi ha parlato di un piatto speciale, un piatto che si prepara soltanto qui, la famosa faraona alla creta. Ecco, basta così, direi che... Un stabilimento come questo, per esempio, Ecco, direi che come esempio, insomma, poi rimando appunto a una visione integrale. Insomma, che sì, la visione integrale, insomma, è solo per darvi l'idea così di una televisione assolutamente diversa dalla nostra, insomma, che si concedeva anche molte divagazioni, ma anche che metteva in contatto persone, insomma, era un modo anche per imparare l'italiano, insomma, c'erano due modi, anzi tre, diciamo, la radio, la televisione, questa televisione in bianco e nero posseduta da pochi, e il servizio militare, insomma, era un'Italia dialettale a tutti gli effetti, con grandissima ricchezza, come avete visto. Naturalmente dobbiamo aspettare però l'inizio degli anni 70, poco dopo, insomma, questa inchiesta, chiamiamola così, fotografica di Toffoletti, anche una famosa etnologa friulana, Andreina Ciceri, che grazie anche all'abilità di Olivia Pellis, abilità come fotografa, come occhio straordinario, devo dire esteticamente straordinario, realizza per la Società Filologica una serie di piccoli documenti insomma in Super 8, tra l'altro montati con la voce incisa e poi incisa a parte, insomma in studio, con i commenti di Andreina Ciceri, che non ha bisogno certo di presentazioni, che però insomma raccontano insomma attraverso l'albero di maggio, attraverso moltissimi clout, moltissime cose insomma che vengono rappresentate in pellicola, raccontano insomma di un Friuli degli anni 70 che era già un Friuli che stava cambiando, e quindi diciamo abbiamo una sorta di antropologia di casa nostra, friulana, antropologia visuale di casa nostra, anche grazie a questo incontro tra appunto Olivia Pellis di Gorizia e Andreina Ciceri di Tricesimo, insomma due personalità molto importanti, devo dire, e anni dopo io ho recuperato fotografie di Olivia Pellis che aveva scattato appunto prima di usare la Bolex per registrare appunto in pellicola, e aveva veramente un occhio straordinario, insomma con una capacità anche di ritrarre i bambini, di ritrarre dei momenti, insomma con i mezzi che c'erano allora, quindi a metà degli anni 70, in cui non si poteva vedere subito cosa si stava registrando.
E naturalmente abbiamo tutte le inchieste etnografiche corredate di fotografie di un altro linguista, Pellis, insomma, il cui fondo è conservato in filologica, insomma, moltissimi usavano la fotografia anche per inchieste etnografiche, etnolinguistiche, diciamo così, quindi per fotografare gli oggetti. E anche qui questo ha dato proprio poi il seguito a molte trasmissioni sulla Rai, insomma. Quindi abbiamo anche questo patrimonio che è molto interessante e di cui devo dire è stato uno dei miei momenti formativi importanti. Quindi le suggestioni sono tante. Amo guardare molte cose che vengono prodotte anche adesso da molte persone, insomma, che si occupano di determinati temi, molte cose anche che vengono prodotte fuori dall'Italia. Naturalmente il video è un codice che si presta, come dire, che si presta, insomma, in buona sostanza a viaggiare e attraversare molti continenti. Partecipo a molti festival e cerco di raccontare il Friuli, che appunto è un puntino in molti luoghi. Abbiamo presentato, prima c'era Moreno, abbiamo presentato un filmato che ho fatto su Praforte, proprio dentro un progetto che riguardava il confine orientale del Friuli, in moltissime capitali europee. Quindi devo dire che l'attenzione con cui viene riservata a questi prodotti, anche se sono, voglio dire, una piccolissima realtà, e forse molti friulani non sanno neanche dov'è Praforte, è veramente interessante capire come con gli occhi di chi è fuori guardare le cose, insomma, diventa qualcosa su cui riflettere. Allora, io farei vedere adesso delle cose un po' più vicine a noi. Farei vedere qualcosa di mio, non di mio, ma insomma per in qualche maniera, per curiosità, insomma, di vedere anche le cose che ci riguardano. Partirei proprio dalla terza immagine che abbiamo della composizione che ha fatto Andrea, ed è un piccolissimo lavoro, la storia di un incontro tra due persone che a un certo punto della loro vita hanno pensato che fosse estremamente interessante adottare, diciamo tra virgolette, un'opera militare. Quindi sono due persone che non c'entrano nulla con le attività, con il confine, con le attività appunto militari, no? Ma sono due persone che hanno un luogo affettivo, che è questa galleria di Purgessimo, che è un luogo molto interessante dal punto di vista sia della strategia militare, ma anche della complessità con cui è stato costruito. E da questo è nato questo racconto, appunto, per questa fondazione svizzera, per questo Fondo Nazionale della Ricerca Scientifica. Vi faccio vedere proprio questo inizio. Sono più di 20 anni che si veniva a vederlo e si diceva sempre: qui dobbiamo prendere noi. Siamo innamorati di queste cose, però dopo non è il fatto di 20 anni fa, di quando si era bambini anche, che si è vissuto un po' anche dell'ultima guerra, via discutendo, no? E ci è rimasto dentro queste cose e comunque noi le vogliamo così bene a questo posto che siamo innamorati. Abbiamo letto questa notizia che il demanio metteva vendita o in concessione tanti beni, diciamo, nel Friuli Venezia Giulia. E allora abbiamo fatto un giro un giorno, abbiamo visto questo. Dalla domanda al demanio a quando hanno risposto erano passati 20 anni. E dal 2014 abbiamo fatto il contratto e adesso è nostro.
questo legame nasce, Dio, è una cosa talmente forte che è come che fosse sempre stata dentro di noi. Qui, quando avevano smesso tutto, noi si veniva su a vedere il posto, anche se c'era pieno di alberi, un bosco era, però ci è sempre piaciuto. Ecco, Io parlavo qua, Andrea, delle Valli Natisone. E come dire, chi vuole vederlo appunto è sul mio canale YouTube, quindi mi interessa perché mi sono fermato con queste persone, perché volete, un bunker, meglio un'opera militare, non è prettamente qualcosa di estetico, con dei criteri insomma estetici, però amo il fatto che ci siano due persone così, due persone che hanno fatto tutt'altro nella vita, che non rappresentano nessuna istituzione, che restituiscono però il senso della memoria legato alla guerra fredda, legato a questi luoghi, all'impegno, alle persone di tutta Italia che venivano a fare i militari in Friuli, quindi una storia, loro si fanno appunto promotori di queste connessioni con tantissime persone che arrivano da ogni luogo e aprono questo lunghissimo tunnel su più livelli, come avete visto, dove una volta c'erano i cannoni, dove una volta insomma si aspettava il nemico del patto di Varsavia, e ora è diventato, non mi piace usare la parola museo, perché non è un museo naturalmente, però è diventato un luogo della memoria, appunto, un luogo dove si possa raccontare una storia che non è stata ancora raccontata, e tutto questo parte dal basso, quindi non parte da un'istituzione, ma parte dall'impegno di due persone, impegno naturalmente anche economico. Quindi questa è una delle storie che ho raccontato dentro questo progetto, appunto, sui confini nazionali e su come si è cambiato la percezione del confine negli ultimi 50 anni, in una parte del confine che è particolarmente profonda, perché non si è mossa fin dalla caduta di Venezia in avanti, è rimasto fermo, che sono la Varresia, le valli del Natisone e le valli del Torre, naturalmente. Quindi con delle caratteristiche particolari, insomma, quindi, e con una forte, come dire, con forte legame, insomma, con le servitù militari, insomma. Prima parlavo appunto questo è a ridosso, diciamo, della linea di confine, vicino al ponte di San Quirino, poco dopo Cividale. Abbiamo intervistato moltissime persone, con un piede nelle valli del Natisone, nelle valli del Torre, con un piede naturalmente in Slovenia, raccogliendo storie. Abbiamo raccolto circa 400 interviste, da più di 4 ore l'una, e quindi poi ci siamo trovati davanti a un enorme corpus, io e appunto Alessandro Monsutti, che è un famosissimo antropologo che si occupa di migrazioni, che insegna a Ginevra. Ci siamo trovati davanti a un corpus enorme di informazioni, e tra l'altro molto, molto importante dal punto di vista del consumo anche informatico, e abbiamo pensato poi di analizzare questo fiume di parole, di racconti che ci hanno donato le persone, perché era importante sistematizzare tutto, insomma, ed esistono dei software che lo fanno in qualche maniera. L'analisi delle tracce audio soprattutto è uno degli aspetti informatici, insomma, ormai diventato molto, molto importante, insomma. Quindi ci sono dei programmi che analizzano, insomma, riescono anche a trascrivere, ma anche a fare una ricerca per parole. Quindi abbiamo fatto questo lavoro usando alcune volte questi software informatici, altre volte, quindi questa è una nuova implementazione dell'antropologia visuale, dell'antropologia in sé. Naturalmente come è normale, io faccio parlare le persone nella loro lingua, nel loro dialetto. Quindi questi software non sono pronti per questo, quindi molte volte abbiamo dovuto chiedere a dei traduttori o alle persone, insomma, di tradurre, quindi questo lavoro è stato realizzato in parte, e in parte naturalmente ancora in fieri. Adesso farei vedere una cosa, quindi eravamo sul confine e cercavamo di costruire queste piccole narrazioni incontrando le persone, però molte volte gli abitanti, insomma, le comunità in sé, le comunità in genere, come dire, hanno delle narrazioni di se stessi che sono
pronte in qualche maniera, che restituiscono un senso molto importante in quel momento storico, e quindi anche su questo bisogna fare una riflessione. Quindi per un attimo abbiamo pensato di allontanarci dal confine per capire se queste logiche da guerra fredda, insomma, che insomma conosciamo, che in Friuli abbiamo avuto tra le mani, insomma, fino a qualche decennio fa, fossero diverse a decine di chilometri dal confine orientale, che appunto era una zona appunto fortemente militarizzata, con la presenza di queste opere militari che dal Vallo Littorio in poi erano state riattate con dei sistemi di difesa molto più efficaci, insomma, perché si aspettava appunto che arrivasse il nemico del patto di Varsavia, insomma, che facesse un'eruzione in Italia in determinati periodi storici. E quindi abbiamo pensato, sono venuto a conoscenza di una storia di un piccolo paese che aveva un destino insomma triste, perché era stato mandato via insomma a causa insomma di un poligono militare che insisteva sui suoi territori. Però naturalmente la popolazione non si poteva dire questo, che c'erano esigenze di difesa, ma si accampa un problema geologico, per cui una frana avrebbe trascinato il paese a valle nel giro di pochissimo tempo. E quindi all'inizio degli anni 60 si provoca proprio questo sgombero coatto di questo paese, e quindi pian piano si mandano via le persone, e le persone insomma erano legate e erano in transizione tra un'economia diciamo legata a quei luoghi, quindi sicuramente l'allevamento e insomma la cura della campagna, e anche la presenza anche di molti piante autoctone, la presenza di vitigni, per esempio di antichi vitigni, insomma, che erano ancora lì, e si mandano via, insomma, si sradicano da quel luogo. Quindi c'era una nuova storia da raccontare. Il paese si chiama Praforte, era insomma un comune a circa 70 chilometri in linea d'aria dal confine orientale, quindi però si trovava anch'esso su una linea di difesa, e quindi una linea di difesa tra l'altro molto importante, perché permetteva appunto lo scontro in campo aperto. Quindi da lì insomma sarebbe stato insomma un luogo strategico, e sarebbe diventato ancora di più, perché insomma tutte le postazioni militari, quelle semoventi, ma anche i carri che si muovevano sul Cellina, sul Meduna, erano proprio, come dire, si allenavano insomma nei poligoni e tiravano questi proiettili fin su questa montagna, e quindi dietro Praforte sostanzialmente. Quindi questo è diventato un luogo molto importante per tutto il nord-est, ma non solo, e quindi gli abitanti di Praforte stesso, e l'unica strada che da Travesio portava a Praforte era una strada trafficata soprattutto dai militari, e quindi chi abitava lì e chi veniva su, insomma, poteva dare noia. Poi quindi si inizia proprio questo lento, ma neanche tanto lento, insomma, mandare via di queste persone, e quindi finendo anche come dire questa economia di sussistenza che si era creata per secoli attorno a questo paese, insomma. Devo ringraziare Moreno Baccichet, perché insomma lui è stato quello che mi ha fornito una cornice molto più larga nelle strategie militari che erano state messe in campo allora, e quindi ha garantito con la sua testimonianza, con i suoi studi, con la sua ricerca sempre puntuale, sempre molto attenta a restituire anche come dire, l'antropologia dei luoghi, questa piccola storia dentro come si può dire, un gioco, tra virgolette, molto più largo e molto più importante. Quindi adesso io carico l'inizio, se non altro, di Praforte, e così il titolo è Dietro la cortina. Cortina appunto si intende la cortina di ferro, che insisteva per una parte anche sul confine orientale del Friuli. Qua mi dice: in qualità di ospite puoi condividere fino a 3 video contemporaneamente, per nuovi video rimuovi quelli già esistenti. Allora in diretta rimuovo
quelli precedenti, scusate, ma allora rimuovo tutti i precedenti e provo a ricaricare il video supraforte. Ecco qui, adesso me lo lascia, credo, vedere. Andrea, quando vuoi partiamo proprio dalle immagini. Може weer spreekt. Poi su 2 volte, anche 3. Gli pensi a tutte le volte che l'hai fatta a piedi e adesso non arriva più, e in un momento adesso in macchina. E dice che era in che volta, perché purtroppo qui non era bosco, erano tutte visse, tutte spomage. Questa è un'area molto particolare, molto speciale, perché siamo su una collina sul bordo del tagliamento e da qui iniziano poi i calcari e tutto il sistema prealpino. Qui siamo in presenza di un calcare di tipo carsico, quindi con effetti anche di grotte profonde. Ci troviamo su un flysch marnoso, infatti volevo mostrare come è fatto il flysch marnoso, che come vedete è molto friabile. Vediamo che c'è la parte rocciosa, che invece è la parte quella più alta rispetto alla borgata, che è carsico. Hanno sfruttato il terreno roccioso per poi proseguire con la costruzione di un muro a secco, come si vede qua, che c'è il cambio dalla pietra a muro a secco. A me è stupito questo abbandono, perché la prima volta che sono venuta qui mi sono subito innamorata del luogo, soprattutto per l'esposizione e l'orientamento, che è favolosa, e quindi trovavo insensato che non fosse abitato. Prefuar, io vedo le stalla da lontano, una e una no. Io ho lavorato così, c'è in qua in là e porta l'aga con la schiena e giù per una banda perché è alta. Sì, abbastanza pulito, era fromage, uva, qualche cosa ben buono, tutti fruttati, ma dopo erano turie anche, che si faceva a far bene. L'hai trascurato soltanto perché io veniva due net, che stanno e poi venire, sono state le fede e hanno risultato un po' malamente, sì.
questa qui è la Napa, e lì era il seglare, il lavandin, in Piera, gli ha rubato. Questi sono i lens che era stavanti qui, in cima a qui. Purtroppo ha dovuto tornare così. E chi era il focolare, e la si metteva il tornatore, chi era questo fuoco del miece. Questa qui era come una spazio cucina che metteva il salame, metteva il salame, ci prendiamo. Dopo allora, vorrei questa era rassicurare gli spettatori sulla qualità video, che in questo caso è un po' ridotta perché l'abbiamo trasmessa in streaming, ma sul canale si vede molto meglio, insomma. Sì, insomma, però l'importante appunto questo è uno degli aspetti, insomma, anche della tecnologia che vanno rispettati, insomma, nel senso che adesso si riescono a fare delle cose, insomma, con nuovi sistemi anche di montaggio, che sono delle cose professionali, insomma. Non è il filmino che faceva l'etnografo che andava sul campo, che valeva come gli appunti sul taccuino, ma adesso la ricerca di qualità anche estetica deve essere di livello per poter anche, insomma, poi far girare questi prodotti. Questa era la storia, insomma, di Bortoluzzi, che ogni giorno, appunto, da sotto, da Paludea, da un borgo, sale ogni giorno per questa operazione di manutenzione della memoria e torna in paese e apre questa latteria, quella che una volta era una latteria, con le fotografie del paese com'era, fa vedere i ritagli di giornale di quando ha dovuto andare via, lasciare il paese con i suoi 6 figli, è stato l'ultimo ad andarsene. Ripensando un po' alle cose che negli ultimi anni ho battuto, una delle cose particolarmente importanti sono appunto questa idea della memoria dei paesi abbandonati. Ce ne sono tantissimi in Italia, in Friuli ancora di più, insomma, probabilmente, però uno dei paesi con cui ho cercato di ricostruire la memoria, che era una memoria legata al terremoto, era appunto Portis di Venzone. E Portis di Venzone, anche lì c'è stata un'accanita discussione che contrapponeva anche due sistemi di pensiero politici, insomma, importanti, tra costruire il paese dopo il danno della scossa del 6 maggio, costruire il paese nello stesso luogo dove era, insomma, quindi riattare le case e spostarlo in un altro luogo, o addirittura creare una fusione con un'altra frazione che era Carnia. E lì, appunto, dopo mesi di discussioni, la scossa di settembre ha messo d'accordo tutti, perché ha fatto precipitare a valle, per fortuna senza fare vittime, ha fatto precipitare a valle una quantità enorme, insomma, che si è staccata dalla montagna soprastante il paese, e travolgendo tra l'altro il cimitero, arrivando fino al paese e creando appunto una zona dove non si poteva più abitare, quindi di dissestro idrogeologico, insomma, in cui non si poteva proprio più abitare. E da questo è partito una sorta di pensiero, insomma, importante per tutta la comunità, per ricostruire più a nord, in un grande appezzamento, un nuovo Portis, ricreando anche dal punto di vista dei rapporti, insomma, di vicinanza, l'antico paese, insomma. Quindi ho cercato di costruire per il quarantennale del terremoto, uscendo un po' dalla retorica del ricordo a cui siamo ormai, di cui siamo assolutamente anestetizzati ormai, la storia di Portis, anche lì attraverso le interviste, attraverso documenti. Quindi adesso farei vedere proprio l'inizio di questo lavoro sulla memoria narrata di Portis, e si chiama appunto Portis deve rinascere qui, perché così era la scritta che campeggiava lungo la statale, e dopo perché c'è stato appunto questo dibattito molto importante, tra l'altro cavalcato anche da molte istituzioni, dai partiti politici, fino a quando è successo che appunto a settembre, il 15 settembre, questo enorme masso che si è staccato dalla montagna
è precipitato proprio sul qui. Quello è stato un momento, insomma, del non ritorno e della ricostruzione più a nord del paese. Prego, posso farlo forse... No, andiamo avanti un po' i titoli, mi permetto di mandare avanti un po' i titoli. Si vede la campagna e lavora sempre poi. Partigni che squadre bestie che si vede. Io non avevo la sensazione in modo di gravità della situazione che era. Sembrava che la montagna vomitasse, insomma, no? Vomitasse sassi. Da subito il paese si è spaccato. Allora io gli ho detto, Portis deve rinascere. Noi metto il qui. La frazione di Portis, lo sappiamo, è stata spostata per problemi di sicurezza di circa 3 chilometri. Portis si trova sulla sinistra del tagliamento, pressoché alla confluenza con il Fella, quindi in un punto di snodo dei percorsi che vanno verso il nord, posizionata in una maniera particolare perché è piuttosto alta sul fiume, l'area diciamo dell'abitato, però non rifiuta il rapporto con il fiume, anzi lo utilizza per farne un porto fluviale, un porto di carico, scarico di merci e soprattutto di sosta delle zattere che portano il legname verso valle. È venuto il primo terremoto, signor Sulis, che giovani, e mia suocera sulla porta, non stai esci, non faceva predicare che non si ne esci. E noi, signor Sulis, in place, è venuto quell'altro terremoto, che casa di fronte è colata da luce e io passare noi abbiamo passato tutti che erano lì. Proviamo a pensare se che è succeduto in questo paese, come era Snoopy, che potrebbe essere anche voi. Mia nonna mi contava che questo clapon grande lì, spiccio di Portis, aveva una freschura da oro. E perciò era la leggenda che i vecchi lo avevano leato con i chiadenis per non calvenire. E io di frutto, di curioso, sulla spezza che là, logicamente lì, chiadenis non erano, però era indicativo di situazione che era già pericolosa. In più era una filastrocca che si diceva e se il clapon si ribalta e poi Portis sotterrato, cioè già per tradizione si capiva che il Portis era in una zona pericolosa. Portis ha avuto una sua peculiarità che è stata quella di trovarsi sotto la frana dal spiccio di Sortistiel che ha determinato nel primo dopo il terremoto del 6 maggio, una discussione anche aspra. A dire aspra possiamo considerare un eufemismo perché ci sono state delle lotte tra quelli che volevano mantenere il paese dove era prima e quelli che volevano spostarsi. E s'11 Ross, quando gli state queste cose, non sai in che maniera, mi sono girato e gli ho chialato il spiccio. E gli ho veduto in tal sotto, praticamente di dove l'ha molato, a salta fuori dal fumpo. In tal giro di 2 secondi è partita tutta la sleffe e dal momento che gliel'ha a contatto con sotto ha fatto fuori tutto un fumataro. Di questo grande niule di fumo e è saltata fuori una slaccare, un tocco di clap che poi vedo un 30-35 metri quadri, è saltata fuori così dal fumo e dopo praticamente quando l'ha perduto la forza si è depositato sopra. La seconda scossa, alle 11 del 15 settembre 76, ha fatto scendere a valle la frana sopra Portis, tant'è che un grosso masso di dimensioni enormi
è arrivato fino sulla strada vicino al paese. Questo fatto ha risolto il problema sulla localizzazione di Portis e quindi ha fatto in modo che la polemica cessasse. Tutti sono rimasti d'accordo sul fatto che bisognava spostarsi. Quando la legge ci ha dato delle garanzie, abbiamo incominciato a ragionare sul come cercare di bloccare questa emorragia di persone che si stavano spostando dal paese, e abbiamo deciso di partire con una iniziativa cooperativistica. Non è stata cosa facile. Su un potenziale di una novantina di famiglie, quando la cooperativa è stata istituita da 28 famiglie che sono stati i soci fondatori. Ecco, mi fermerei qui su questo titolo, insomma, del Tempo di Roma, la bella favola di Senza Mazzetta, perché proprio è stata questa una storia straordinaria, insomma, che ho voluto raccontare in un libro, ma soprattutto con la collaborazione di persone del luogo, ma soprattutto in un audiovisivo. Una delle cose che ho pensato per questa ricerca è stato tornare, ci sono tornato centinaia di volte in paese, è un paese che conosciamo perché è lungo una ciclabile, quindi è molto trafficato da tutti i ciclisti del nord Europa che appunto fa parte dell'Alpe-Adria, questo circuito, e tornare lì con la telecamera e cercare di, con delle foto d'epoca, quando il paese esisteva ancora con le sue case, cercare anche con qualche difficoltà lo stesso punto in cui era stata scattata la fotografia e fare una ripresa, e poi con un lavoro di ricostruzione fotografica al computer ricomporre lo spazio, insomma, che era occupato dalla casa, insomma, o dalle varie abitazioni, no? Ricreando questo senso del prima e del dopo, questo senso del tempo di cui parlava prima anche Moreno Baccichetti, insomma, nella sua domanda. Quindi l'ho fatto con mezzi visuali, quindi facendo questo salto in qualche maniera, agendo sulla linea del tempo tra prima del terremoto e l'attualità, come è cambiato, insomma, questo piccolo spazio, questo piccolo spazio di un paese, insomma, vicino a Venzone. Adesso vorrei solo parlare e chiudere, perché tra l'altro ormai siamo connessi da un bel po' e si è fatta una certa, come dicono a Roma, sui progetti per il futuro. Allora sto lavorando da un po' di tempo sulle delle storie legate all'orologeria pesarina, quindi ho iniziato proprio partendo dalla scuola, quindi coinvolgendo in uno storytelling i ragazzi delle quinte di 2 anni fa, proprio in qualche maniera su un orologio di controllo, che è un oggetto per loro sconosciuto, l'hanno visto forse nei film di Fantozzi, però o in altri film, insomma, in cui chi ha fatto il lavoro di fabbrica prima di noi, dal punto di vista anche sociologico, conosce questo cartellino che si timbrava e faceva questo clac, insomma. Ed è stato un percorso legato alla ricostruzione dei brevetti di questi orologi prodotti dalla Solari fin dal 1948, insomma, fino al dopoguerra, fino alle innovazioni legate appunto al badge, all'utilizzo del computer, all'utilizzo dell'automazione, insomma. Quindi questo è stato un video che è nato dentro la scuola. Vi faccio solo vedere l'inizio, perché poi appunto vi faccio vedere l'inizio così per farvi capire anche l'impegno dal punto di vista grafico, anche dal punto di vista della ricerca grafica, e poi vi parlerò, ma chiuderemo qui, insomma, dei progetti per il futuro, insomma, in cui spero anche Moreno sia... Appunto, questo è un video che nasce nella scuola, appunto, dentro la scuola.
ho sempre avuto la passione dell'orologeria, fin da piccolo insomma, e quindi essendo vissuto anche in un contesto così, anziché andare a giocare al pallone, mi divertivo ad aggiustare orologi da polso. Quindi la passione dell'orologeria mi è entrata, diciamo così, nel sangue, ecco. Qui c'è un po' la storia della Fratelli Solari. La Fratelli Solari ha incominciato a fare orologi da campanile nel 1725 e poi gli orologi da campanile non bastavano, si è messa a fare questi orologi, gli orologi a pendolo da salotto, così chiamati. Qui ci sono alcuni orologi, vediamo uno dei più vecchi, sono partiti con una lancetta sola, poi hanno messo 2 lancette, poi hanno abbellito un po' i quadranti per fare anche bella mostra in queste abitazioni di signori ricchi, no? Perché solo i ricchi potevano acquistare queste cose qui. Questo qui è andato avanti fino alla fine del 1800. Qui vediamo se riesco a fermarlo, con questo filmato che ho realizzato assieme ai ragazzi delle quinte, quindi c'è tutto un lavoro precedente che riguarda la tecnica dell'intervista qualitativa e poi la stesura di una sceneggiatura e poi naturalmente questo incontro con questi orologiai, progettisti, con le persone del luogo, le visite nel Museo dell'Orologeria Pesarina. Adesso sto lavorando su Remigio Solari, sulle invenzioni di Remigio Solari, insomma l'orologio a palette, orologi straordinari che hanno abbellito e hanno reso funzionale anche la sede centrale delle Poste di Napoli, poi la stazione centrale a Venezia, insomma Santa Lucia, quindi delle grandissime innovazioni partite anche qui da un piccolo paese, insomma in una valle bellissima, tra l'altro la Val Pesarina, e quindi questa è un'altra storia che sto raccontando. Però, come dire, una delle cose che vorrei fare, lo dico così, con sincerità e non in maniera capziosa, è quella di continuare con Moreno a raccontare insomma il Friuli, raccontare la questione del confine orientale, raccontare insomma questa storia particolare che ha la nostra regione, che è sempre insomma da qualsiasi punto che si guardi è sempre assolutamente interessante ed è anche quando si restituisce questi contributi all'estero, devo dire che destano sempre grandissimo interesse, grandissima curiosità. È uno dei lati dell'Italia, uno dei lati insomma legati alla storia contemporanea, ma non solo, che hanno attraversato la vita delle persone, che hanno lasciato dei segni nella vita delle persone, delle comunità. E credo che questo sia quello che farò insomma nel prossimo futuro, nel prossimo periodo. Ringrazio Andrea e Marconi insomma per tutto il supporto tecnologico, ma anche per l'ospitalità dentro questo contenitore che insomma devo dire mi ha coinvolto particolarmente, quindi ringrazio l'Accademia di San Marco dell'ospitalità, di avermi dato la possibilità di raccontare l'antropologia visuale per quel piccolo contributo che posso dare io a un dibattito, avete capito, molto più grande. E ringrazio Moreno, insomma, insomma, per l'invito e per la condivisione di pensiero. Bene, no. Ringraziamo noi te per il tuo interessante excursus sia storico che personale su questa attività. Devo dire che Moreno purtroppo non riesce più a collegarsi perché è partito un aggiornamento automatico di Windows che gli ha intasato, per così dire, il computer. Mi diceva adesso il 18%, quindi non ce la farà per tempo a salutarci. Nel frattempo, in attesa di vedere se prima della chiusura arriva qualche domanda da parte degli spettatori, ti volevo porre io un paio così di spunti di riflessione, di questioni che mi sono venute nel seguire la tua narrazione. Una cosa proprio riguardo al contenitore in cui siamo adesso a nostra volta ospitati, che ci trasmette online. Io ricordo di aver partecipato, tu hai parlato della questione che dagli anni 30 nella British Columbia si è incominciato anche a registrare l'audio
oltre che il video. Io avevo partecipato durante il periodo del Covid ad un'iniziativa intitolata Paesaggi sonori italiani, promossa dall'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, in cui c'era una sorta di partecipazione volontaria da parte della popolazione italiana di registrare l'audio dell'ambiente in cui si viveva durante la pandemia, per questa sorta di documento partecipato collettivo, che si è servito però di una piattaforma privata, si chiamava Locate Your Sound o qualcosa del genere. E mi chiedo se ci sia poi consapevolezza del fatto che tutta questa documentazione che poi noi in qualche modo depositiamo in queste piattaforme private, noi siamo su YouTube, c'è Facebook, ci sono altre piattaforme di questo genere in cui lasciamo la nostra documentazione digitale, che sia audio, che sia video. Cosa ne sarà della preservazione a lungo termine? Perché per la documentazione scritta, anche se anche lì con qualche problema ci sono gli archivi di Stato, archivi di altri enti che possono garantire una lunga preservazione, questi enti privati possono a un certo punto decidere che o possono semplicemente fallire o possono essere acquisiti da altre istituzioni e quindi lasciarci poi orfani di questa documentazione per una preservazione a lungo tempo. Non so se hai mai riflettuto su Sì, io devo dire, faccio questa riflessione ogni volta che compro l'ennesimo disco rigido, e adesso siamo a 12, credo, quindi insomma è un problema di supporto che non è stato risolto dalla tecnologia, perché poi è passato tutto in rete, no? Con i cloud, con altri sistemi, appunto con le piattaforme. Sarebbe auspicabile che, come dire, le istituzioni avessero cura, come dire, o facessero delle copie delle cose che vengono realizzate, vengono depositate. Appunto, ci sono gli archivi di Stato che non godono di buonissima salute, mi pare di leggere a volte sul giornale, insomma, no? Dal punto di vista del personale, ma anche della conservazione. Quindi sarebbe, come dire, la frontiera che ho individuato io, e forse la soluzione più facile, è quello che ogni comunità abbia un luogo dove conservare anche delle cose minime. Abbiamo visto la latteria di Praforte, abbiamo visto i musei che molte volte magari riescono a conservare. Più si fanno copie delle cose, più c'è la possibilità che queste vengano conservate, e che ci sia uno che ha io ho trovato appunto dei Super 8 dentro le soffitte. I Super 8 sono molto delicati, insomma, sono pellicole, quindi però hanno restituito il colore in maniera straordinaria, molto di più di registrazione digitale, di fotografie attuali. Certo, c'è un problema del non supporto a questo punto, nel senso che non abbiamo più una scheda, non abbiamo più una pellicola, abbiamo dei bit in qualche maniera che ci restituiscono, se con un codec, un'immagine o un frammento. E quindi sarebbe bene che il Ministero della Cultura e insomma la discoteca di Stato, quella che era la discoteca di Stato, il Ministero, quelli che si occupano di queste cose, che hanno possibilità probabilmente di interloquire direttamente con le piattaforme che gestiscono questi dati e che li guadagnano anche sostanzialmente, ci fosse appunto una possibilità di fare almeno una copia delle cose più importanti che riguardano periodi storici o luoghi. Io stesso, ricordavi la pandemia, a un certo punto durante la DAD ho pensato che era un momento storico, che stavamo attraversando tutti assieme pur separati, e quindi mi sono creato questo Distanziati, che era una piattaforma che vista dalla classe legava tutti i miei studenti, e tutti i miei studenti come dire, mi hanno mandato dei file audio, dei file video, dei piccoli video fatti con i loro telefoni, file audio che raccontasse quello che stavano attraversando, chiusi nelle loro camere, mentre seguivano ore e ore di didattica a distanza. I loro hanno parlato di tutto, della lontananza con la persona amata, hanno parlato del rapporto che hanno
se sono riusciti a recuperare con i loro genitori, hanno parlato di tantissime cose di cui non si parla a scuola, e quindi questi distanziati è stato un momento di confronto, anche questo è un video che ho creato, è stato un momento di confronto molto importante, un modo di fare scuola forse un po' fuori dagli schemi classici, senza i libri, insomma, senza l'aula, però è stato un modo di crescita molto importante. Io l'unico interlocutore, per tornare alla tua domanda, io credo che possa essere uno Stato, o noi abbiamo una regione autonoma, non abbiamo un archivio che racconti, per esempio, i contributi visuali o che restituisca o che conservi. Abbiamo molte persone impegnate su questo fronte, ricordo la Cineteca del Friuli, ricordo persone appassionate del loro lavoro, insomma, molto che ci hanno creduto. Io spero che una piccola parte della Cineteca conservi i lavori, non so, le teche RAI, i servizi che siano stati fatti e soprattutto che siano consultabili da parte degli studiosi o da parte delle persone interessate o da parte delle comunità, ricostruendo questo percorso circolare per cui una notizia o un telegiornale degli anni 60 su un piccolo paese può provocare una discussione nell'attuale, appunto, su qualcosa che è successo. Quindi io spero che ci sia una circolarità, appunto, in questo, che qualcuno conservi e che però ci sia un interlocutore, cioè ci sia qualcuno che dica, appunto, a queste piattaforme, che gli dica, insomma, questa è anche roba nostra, insomma, come facevano gli indiani quando arrivava l'etnografo, dicevano: ma tu mi stai rubando l'immagine, insomma, che è parte della mia identità. E quindi io vorrei che appunto queste istituzioni interloquissero, insomma, con le piattaforme, perché quello che è lì dentro è anche nostro, no? Per una parte. Quindi, almeno in copia, lo vorremmo conservare per chi verrà dopo, insomma. Assolutamente sì. Un'ultima cosa, proprio riprendendo il discorso della scuola, di cui tu fai parte perché sei insegnante, no, da quanto capisco. A scuola, fin dalla più tenera età, si imparano a decrittare questi segni che sono i caratteri alfabetici per poter leggere e per poter scrivere. Quello delle foto e dei video è anch'esso un linguaggio, no, si parla della settima musa, insomma l'ultima arrivata in ordine temporale, per la quale però non mi pare ci sia una grande attenzione dal punto di vista delle istituzioni scolastiche per decrittare questi messaggi, no? In realtà siamo invasi di immagini, siamo tutti quanti, specialmente nuove generazioni, ore e ore davanti agli schermi, videogiochi, eccetera. Sembra quasi un elemento naturale, per cui la comprensione dovrebbe essere immediata. Ma non mi pare che sia così, perché le immagini sono anch'esse degli artefatti costruiti per fruire dei quali ci vorrebbe un minimo di avvertenza, per capire come sono stati costruiti, montati. Con un'immagine si può mentire tanto quanto con le parole, se non anche di più. Perché mi chiedo se non si dovrebbe porre più attenzione nei confronti dell'istruzione giovanile. Poi è vero che si dice che la scuola non può fare tutto perché fa già troppo, non ci sono ore per fare niente, insomma. Ma trovare dei momenti seminariali o di un certo tipo per istruire a decrittare, a leggere questo nuovo, tra virgolette, insomma, che ormai ha più di un secolo e mezzo quasi, linguaggio, ma che riteniamo che sia immediato, ma in realtà non è così immediato. Vorrei appunto una tua riflessione a questo riguardo. Ma è una bellissima domanda, Andrea, perché allora io, come dire, con i ragazzi, io insegno materie letterarie, insomma storia, quindi mi viene abbastanza facile, anche per le competenze che ho, usare la foto e le citazione, usare molte tecniche che uso anche sul campo. Quindi molte volte una storia viene raccontata usando delle fotografie, delle immagini, facendogli vedere dei materiali a casa, magari rovesciando un po' il concetto che sia io
a dovergli raccontare un periodo storico, ma possono ricostruirlo loro attraverso solo delle fonti visuali, talmente tanto ormai il materiale. Loro sono nativi digitali, si dice, no? Quindi dovrebbero avere già una corazza ben forte per capire un'immagine se è falsa, finta, verosimile, se è costruita, se è montata, se è giustapposta, se dietro c'è una finalità molto, molto importante. Devo dire che negli anni ho visto svilupparsi nei ragazzi questa competenza che inizialmente non avevano. Diciamo che tra le cose positive sono poche, del fatto che abbiano un cellulare sempre in mano. C'è questa capacità che hanno loro molte volte di capire la notizia dalla fake news, insomma, mi scriveva Bloch qualche decennio fa, insomma. Quindi riescono bene a distinguere la notizia. Diciamo che quello che mi piacerebbe, e quello che spingo io nei ragazzi, è un po' che diventino loro stessi produttori di immagini. Molte volte c'è questa timidezza per cui si guarda su TikTok milioni di video, però mi piacerebbe che ci fosse questa propensione ad essere produttore di immagini, proprio per continuare questa catena di cui parlavamo prima, no? Del racconto, dello storytelling. Adesso sono tutti che fanno storytelling, ma le storie sono molto poche molte volte, no? Sono solo delle narrazioni e molte volte anche degli stereotipi narrativi e non nelle narrazioni importanti. Quindi mi piacerebbe a fianco della scrittura, abbiamo visto degli esempi prima, soldati che con la penna faceva la stessa cosa che in televisione, quindi la capacità di raccontare con le parole, ma la capacità anche di raccontare con le immagini, ci fosse questo nei ragazzi, cioè questa voglia di mettersi in gioco con queste tecnologie che hanno in mano, che sono tecnologie anche importanti. Pensiamo agli scanner che ci sono dentro i telefoni, alla capacità anche di restituire immagini di qualità, assolutamente, che possono essere usati per realizzare, insomma, degli audiovisivi importanti. Diciamo, quello che gli manca sono a volte la capacità così di connettere le esperienze che fanno, pensano che non sia importante raccontare con una fotografia un momento, ma però magari inseguono dei TikToker o dei personaggi, insomma, che fanno della costruzione finta la loro narrazione, no? Quindi invece di pensare che anche la loro vita può essere estremamente importante se narrata in un certo modo, quindi dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista dei contenuti. Quindi Instagram viene usato molto per la comunicazione e molto poco per produrre dei contenuti che sono molto importanti per tutti. Quindi mi piacerebbe da questo punto di vista. Hai visto il video sugli orologi? Io porto in giro i ragazzi e facciamo dei video assieme, insomma, e gli faccio capire quali sono le scelte da fare, l'illuminazione, tutte le tecniche di ripresa, perché riprendere le mani che si muovono, perché riprendono quel tipo di audio, come mai, insomma, montarlo in un certo modo per garantire poi un racconto, appunto un racconto fitto, un racconto denso. E mi piacerebbe, appunto, devo dire, sono molto bravi a decriptare le immagini, sono forse, che questo è una capacità, credo, dei nativi digitali, che è paragonabile forse a saper distinguere una fonte vera da una fonte finta dentro un archivio, insomma, da una fonte costruita. Quindi hanno questa capacità di lettura. Forse non gli sanno dare un nome e non padroneggiano la tecnica con cui è stata fatta, però capiscono, non seguono più naturalmente, tutto passa attraverso la rete, non passa attraverso la televisione, che è uno dei tanti soprammobili, come posso dire, gli elettrodomestici che abbiamo in casa ormai, e si informano così attraverso, in maniera molto, molto veloce, quasi frammentaria, però c'è in questo una connessione in quello che costruiscono. Lavorando con gli studenti, insomma, sono molto, li vedo, insomma, in maniera molto positiva questi aspetti. Hanno questa capacità di leggere le immagini, non gli viene insegnata molte volte, perché molte delle cose se le fanno da soli, insomma, se le costruiscono. Molto immaginario loro è costruito a casa, in camera,
da soli, mi piacerebbe che si passasse all'azione. Quindi mi piacerebbe vedere dei narratori di territori molto giovani, che guardassero con i loro occhi molto giovani, non velati, le realtà, che le raccontassero senza pudore, perché, come dire, questa nuova generazione potrebbe avere, che nasce con quello strumento in mano, potrebbe avere veramente un compito straordinario, che è quello di raccontare, di raccontarsi, e io confido molto in questo, insomma, e lasciar stare le narrazioni ufficiali, quelle, insomma, quelle hanno un loro perché. La loro narrazione anche singola di individui che nascono con uno strumento in mano, che hanno una serie di rapporti, insomma, vale quanto quella ufficiale, insomma. E fra 30 anni magari avranno, insomma, questo materiale in mano, e sarà, insomma, un'esperienza straordinaria, insomma, così non finirà mai questa idea lunga del narrare, insomma. Bene, allora con questo auspicio di passaggio di testimone alle nuove generazioni, di avere nuovi antropologi visuali, magari... Beh, io ho ancora un po' di tempo, se proprio Sì, adesso... no, a un passaggio di testimone, non che tu debba smettere di correre, insomma, no? Ti possa accompagnare in qualche modo. Sì, questo è una cosa che mi piacerebbe molto, insomma, ci provo a scuola, però a volte devo, insomma, insistere molto, però, Come insomma... dicevi tu, hanno solo bisogno di avere un po' di consapevolezza, ecco, di Sì, questo, sì. di questo strumento, di Viviamo in un luogo straordinario, e non è uno spot, è proprio una diversità che nasce dentro di te, che però non hai subito, non padroneggi subito a quell'età. Devi aspettare un po' di metabolizzare, di essere un po' meno esterofilo, e quello è un punto di raccordo e di racconto, insomma, importante della loro vita. Ecco, quindi dicevo, con questo auspicio abbiamo quasi raggiunto le 2 ore di trasmissione, e quindi direi di salutare i nostri pazienti spettatori. Salutiamo anche Moreno, che ci vede da casa adesso con il PC che sarà al 20% di aggiornamento di Windows. Noi diamo appuntamento per una prossima conferenza a settembre. Agosto vi lasciamo andare in vacanza. Parleremo di matematica, tra l'altro, con un nuovo socio dell'Accademia. Sono state proprio da poco conferite le medaglie Fields, corrispettive del Nobel per la matematica. È un argomento che personalmente mi interessa, è molto curioso, quindi ci vediamo a settembre. Ringraziamo ancora Stefano per la sua generosità e disponibilità per averci parlato in questa puntata attuale, e così buona estate a chi ci ascolta, un caro saluto a tutti. Grazie a voi, arrivederci.